Buongiorno e buona domenica, quinta di Quaresima, un tempo forte che mai come quest'anno, a memoria di uomo vivente, almeno per la nostra comunità, ci sembra un tempo lungo, interminabile. Mai come oggi ci sembrano centrate le parole che da sempre il cristiano associa a questo tempo di Quaresima, le parole deserto, preghiera, penitenza, carità. Oggi riusciamo anche a parlare più apertamente di morte, un argomento che solitamente si tiene nascosto. Il Vangelo di oggi però, con la morte e il ritorno alla vita di Lazzaro, forse riesce a penetrare di più nei nostri animi e nel nostro cuore. Questo mio messaggio però non vuole essere una omelia, ma un segno di vicinanza. Mi rivolgo a tutta la nostra comunità, anche se con un taglio che prende dal mio modo di stare con i ragazzi della Cresima. Sono quasi certo che questi si ricordano le parole come gruppo e prima regola, quella dell'ascolto. Era il nostro stare insieme, dopo una giornata di scuola e dopo aver speso tutte le energie per prestare attenzione. Si riusciva però a focalizzare un'attenzione per qualcosa che si respirava come importante, in quell'ora di catechismo settimanale. Già, allora era scontato avere tanto tempo davanti. È proprio la parola tempo. Ha occupato diversi incontri insieme a valori e alle famose 10 parole. Oggi sentiamo amplificate queste parole, quasi con un significato più grande e importante. Siamo in un deserto, in una vita obbligata, al chiuso, ma che ci apre ad una visione oltre il limite dei nostri occhi, verso una direzione, una meta. Forse disorientati, ma riscopriamo di più noi stessi. Non rischiamo di perdere oggi il nostro tempo, ma utilizziamolo. Spendiamo i talenti che abbiamo ricevuto in dono. Questa nostra separazione fisica possa essere forte unione in spirito come un solo gruppo, un solo popolo, un solo corpo, in relazione verso il prossimo e in relazione verso Cristo e Dio Creatore. Vi saluto e vi tengo presenti nelle preghiere quotidiane. Anche il nostro parroco Don Antonio, che ogni giorno celebra la messa in forma privata e resta presente in chiesa a pregare per tutta la comunità, vi è vicino e vi raggiungerà domenica prossima, Domenica delle Palme, con un suo messaggio. Siamo nel deserto, ma siamo aperti alla speranza, sempre più vicini alla Pasqua, ad un tempo nuovo e bello. Buona domenica.